Grazie Presidente. A distanza di 2 anni e mezzo continuiamo a insistere in un dibattito assurdo sul piano casa. Come ho notato già nella relazione di presentazione a questa legge di modifica alla legge 4, il Presidente della Commissione con enfasi, ma anche stamattina in Aula, esalta e giustifica questa proposta di legge sul rilancio dell'edilizia come risposta alle ripercussioni della crisi economica mondiale sull'economia sarda e addirittura accusa la precedente giunta di non averlo fatto e di essere responsabile del forte impoverimento dell'economia in Sardegna. Io credo che questa sia davvero una gaffe di chi è totalmente ignaro su ciò che sta avvenendo nel mondo e, senza andare molto lontano, nella stessa vicina Spagna, dove la promozione dell'edilizia, vista proprio in termini di volano di sviluppo economico, è alla base di un fallimento clamoroso e del crollo dell'economia spagnola. Vorrei dire che sulla crisi finanziaria mondiale, che ha solo iniziato ad abbattersi sulla realtà economica sarda, già prostratta dai modelli di sviluppo... Scusi, onorevole Zuncheddu. Sì, è incredibile, colleghi, però questo è lo standard di quest'Aula. Grazie. Quindi dicevo che sulla crisi finanziaria mondiale, che ha iniziato ad abbattersi sulla realtà economica sarda, già profondamente prostrata dai modelli di sviluppo che sono stati importati e imposti, la nostra classe politica non è stata in grado e non è in grado, di fronte all'emergenza annunciata, di dare indicazioni ai sardi su cosa fare per far fronte alla crisi e su come difendersi. Per cui io mi sarei aspettata tutt'altri temi di dibattito, mi sarei aspettata che si parlasse di decrescita, che si parlasse di freno del consumismo, che si parlasse di sovranità alimentare, di tutela del territorio e dell'ambiente, del potenziamento delle nostre attività tradizionali, della pastorizia e dell'agricoltura, dell'artigianato. Io avrei parlato ad esempio di bonifiche, quindi di bonifiche del nostro territorio e possibilmente della sua rinaturalizzazione. Ma purtroppo le nostre logiche non coincidono, vuol dire che abbiamo una visione diversa del mondo. Quindi, mentre le nostre attività tradizionali vengono massacrate dal fisco italiano, senza che la politica se ne preoccupi minimamente, noi parliamo in Aula per l'ennesima volta di falsi piani casa, di campi da golf, forse per ingolfare ulteriormente la Sardegna di cemento. E oggi, proprio in nome di disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio, eccetera, di fatto, anche con il supporto della recente legge sul golf che è stata discussa in Aula, si intende far rientrare dalla porta principale la speculazione immobiliare, sia sulle coste che nelle campagne sarde. E benché anche l'assessore Rassu in questo periodo abbia tentato inutilmente di elargire rassicurazioni, io dico che c'è poco da star tranquilli e mi dispiace che per l'ennesima volta debba far notare la gravità dell'assenza di questa Giunta, perché di fronte a questi problemi che interessano tutti gli assessorati io credo che almeno qualcuno in più ci sarebbe dovuto essere. Ormai rinunciamo a sollecitare la partecipazione del Presidente Cappellacci, che preferisce sicuramente seguire altri interessi. Comunque quello che emerge è che il pilastro portante di tutta questa proposta di legge è chiaramente l'eliminazione del PPR e la consegna del territorio sardo alla speculazione edilizia, quindi con la riesumazione di vecchi piani di lottizzazione che risultano tutt'altro che cancellati perché sono ben conservati tra gli interessi dei costruttori e di una certa politica collusa. Tutta la proposta di legge risulta improntata dall'ampliamento dell'edilizia esistente, dagli immobili presenti nelle zone agricole a quelli a finalità turistico-ricettiva. Quindi sono previste demolizione e ricostruzione con lo stravolgimento degli indici massimi di edificabilità, di altezze e di distanze, vedi anche la reale minaccia di cementificazione delle coste per l'ennesima volta.
Quindi la generosità di questo piano casa, generosità ovviamente non per chi la casa non ce l'ha, contrariamente al significato di piano casa, per quello che significa nell'immaginario collettivo. Comunque questa generosità è tale da prevedere persino premi per l'abusivismo edilizio. Infatti gli incrementi volumetrici stranamente non escludono nessuno, non escludono neppure le migliaia di strutture disseminate nel territorio sardo, su buona parte delle quali gravano azioni giudiziarie, e sicuramente non si tratta di abusivismo di necessità per la prima casa. Quindi con questa proposta di fatto si intende dare una spallata alle norme che regolano l'edilizia e tutelano il territorio come bene della nostra collettività, cioè un bene che non ha colore politico, un bene che dovrebbe appartenere a tutti. Quindi è significativo che la stessa Confindustria si sia pronunciata con preoccupazione per l'inevitabile scempio ambientale e per una politica che uccide la vocazione turistica della Sardegna, delle sue campagne e delle sue coste, e non solamente col cemento. Infatti il piano Casa 3 promuove e incoraggia il campeggio selvaggio e le baraccopoli con l'installazione di strutture cosiddette immobili di ogni tipo, e dice la proposta di legge, anche se collocate in via continuativa, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Così recita la legge. Io dico che molti di noi sicuramente conoscono la villa che è incastrata nel campeggio di Capitana, anche quella sarebbe dovuta essere una roulotte, di fatto è diventata una grossa villa. Ma a questo proposito vorrei ricordare che questa proposta di legge, paradossalmente fuori legge per indole, dovrà fare i conti con le leggi esistenti, visto che il PPR è di valore costituzionale. Ovviamente il buon senso di ciascuno di noi consiglieri, indipendentemente dagli ordini di scuderia, saprà alla fine esprimersi per la salvaguardia del nostro territorio collettivo, che come principio ribadisco che non ha colore politico, così come non dovrebbe essere oggetto di interessi speculativi di nessuno. Grazie.